Beh, il messaggio che mandiamo alla Regione e ai consiglieri è che la produzione energetica può e deve convivere con la produzione agricola. Bisogna rovesciare diciamo, l'approccio che si è dato fino ad oggi a una legge per normare il fotovoltaico, che oggi tende a bloccarlo e a vietarlo, e noi chiediamo invece venga affrontato come sviluppo, e quindi la Regione, i consiglieri devono normare lo sviluppo delle rinnovabili, decidere dove si può fare e come si deve fare, e non rimandare diciamo, a un divieto tout court, che crediamo sia assolutamente improduttivo per questa Regione, che peraltro è fanalino di coda sia per produzione di rinnovabili che per consumo poi di energie rinnovabili. L'agrovoltaico per l'economia può essere una soluzione a molti problemi, può aiutare nel combattere i cambiamenti climatici, può essere una soluzione soprattutto in aree dove c'è una buona produzione agricola e un buon fotovoltaico, senza essere idealisti nel sostenere che solo l'agricoltura è necessaria e altrettanto che solo l'energia rinnovabile è necessaria. Ci saranno aree in cui è assolutamente possibile installare solo il fotovoltaico, aree in cui è assolutamente impossibile perché per natura della coltivazione è necessario continuare a dedicare risorse all'agricoltura, e aree in cui è opportuno combinare sia l'utilizzo del suolo per la produzione di energia elettrica che per la produzione di agricoltura, di prodotti agricoli. Se il tema viene affrontato per spot e non viene preso seriamente, quegli obiettivi che noi dovremmo raggiungere al 100% per evitare il surriscaldamento del pianeta, li raggiungeremo al 15%, cioè quello che è il trend delle energie rinnovabili che abbiamo al momento. Noi vorremmo scongiurare questo, vorremmo che si faccia sinergia tra tutti gli enti, a partire dal Ministero della Transizione Ecologica, arrivare alla sovrintendenza provinciale, al comune, all'ARPA, a tutti gli enti, in modo tale che tutti remiamo nello stesso modo, convinti che sia questo l'obiettivo da raggiungere. Se questo non viene fatto, anche se uno di questi non collabora, si rischia di non raggiungere l'obiettivo, e sarebbe veramente un disastro, non solo da un punto di vista ambientale, economico, ma totale.